problema dei diritti esclusivi di pesca è che il Consiglio provinciale ha ritenuto di fare una delibera che ha approvato e nell'ambito delle competenze il problema è: c'erano le competenze per fare questa delibera? E i dubbi sono perché ci sono più e più sentenze che dicono di no. Il presidente Dall'Ara è una persona prudente, però chi non è stato molto prudente sono stati i consiglieri che sono partiti senza guardare C'è un po' l'abitudine nella nostra provincia di avere non un grande rispetto per la legge. Di solito la legge in una parte della nostra provincia, e non solo da noi, dove sei nato tu? Sì, in caso Polesine, soprattutto la legge è un utile suggerimento. In realtà la legge, e diciamo che siamo proprio a cavallo fra le varie sentenze. Mi permetto di dire, speriamo che non ci siano conseguenze per le persone, perché non bisogna mai dimenticare che chi fa politica lo fa soprattutto adesso con grande passione e rimettendoci del proprio, però quando si votano le cose bisogna sempre, cioè, che non ci sia conseguenze in che senso? Conseguenze anche fisiche? No, di natura amministrativa, ma anche a Corte dei Conti vi ha domandati Scheia se te voti una roba che non va bene. Al presidente e anche alla dirigente? No, a chi ha votato le delibere, se le voti e questi creano danni, la Corte dei Conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche dopo 10 anni viene a dirti ha creato un danno erariale quella scelta. Ma chi sarebbe, cioè sia i consiglieri che il presidente, chi le votano, non i dirigenti, qui i dirigenti non c'è da niente. Io un'ultima nota che avevo fatto alla stampa, mi ero ripromesso di non intervenire più su questa questione, perché ogni parola detta da me veniva sezionata e le letture che sono state date sono state abbastanza negative nei miei confronti. Sono stato accusato di terrorismo, di essere stupido, incapace, di essere, non so se mi permettete, ma qua siamo allo sprizzetto. Il linguaggio poco poetico, senza coglioni, no, e chi più ne ha più ne metta. Ho anche detto che chiudo questa questione perché prima o dopo la verità verrà a galla, e dopo è proprio il caso di dirlo, visto che stiamo parlando di diritti esclusivi di pesca. Fare la cronistoria di quello che è successo forse è impossibile, no? Anche perché sono stati 3 mesi di querel. Avevamo trovato un accordo a 360 gradi che andava in una direzione, non è stato rispettato, si è voluto forzare la mano, a mio modo di vedere, ma restando poi agli ultimi giorni uno mi deve dire perché questa delegazione che è appena partita, che è stata in questi giorni, mi pare 2 o 3 giorni fa, che è stata dal ministro Bellanova per vedere se è possibile di ricercare una soluzione all'interno dei diritti esclusivi di pesca. Quindi vuol dire che quello che è stato posto in essere fino adesso non risolveva il problema. Non solo non risolveva il problema, ma non c'è la certezza del diritto. Alla luce poi, tra l'altro, di che cosa? Di una sentenza del Consiglio di Stato che di fatto dichiara illegittimo tutti i provvedimenti che sono stati posti in essere fino adesso. Allora io, nonostante tutto, a me sta a cuore la provincia, mi sta a cuore il sottoscritto, ma mi stanno a cuore anche tutti i miei consiglieri provinciali di maggioranza e di opposizione. Quindi se ci sono delle soluzioni che mettano al riparo la provincia, perché non dimentichiamo che essendo il presidente della provincia io devo tutelare gli interessi della provincia e anche gli interessi della comunità, però lo devo fare, come diceva Renzo prima, nel rispetto delle norme. Il punto di diritto. Esatto. Il diritto non può essere inventato a seconda di come gira la giornata, quindi le norme sono ben chiare, non si è voluto scendere. Abbiamo l'impressione che in alcune scelte degli ultimi anni nella provincia di Rovigo ci siano persone, anche istituzioni, che adottano il principio del diritto a caso. Col diritto a caso si fa del male.
soprattutto la politica deve prendere scelte politiche, non affidarsi solo ai tribunali o costringere la gente ad andare in tribunale. Buon senso, più buon senso. Come diceva il Presidente, c'è una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, ultima istanza amministrativa, perché dopo il Consiglio di Stato non si può impugnare, che fa giurisprudenza, tutti gli fa giurisprudenza, quindi è bene che si guardi quella sentenza e che in modo da dare tranquillità a tutti, buon senso, come abbiamo già detto la prima volta. La querela è questa: la provincia ha votato una delibera, una parte del Consiglio provinciale ha votato una delibera che ha enormi dubbi di legittimità. Tenete presente che io, come ho anche detto, si vuole proseguire, non lo so, è bene fermarsi. Il 7 di ottobre ho inviato alla ministra Bellanova un dossier che contiene tutto dall'inizio alla fine, chiedendo laddove un incontro, la possibilità di vedere se è possibile trovare una soluzione. Adesso, visto che c'è stato un gruppo che ha incontrato non certo la ministra ma i suoi referenti, e mi è stato detto che c'è la volontà di fare un parere, ma perdonatemi, la domanda sorge spontanea, direbbe Lubrano, il vecchio Lubrano, ma i pareri che sono stati fatti fino adesso, che erano stati considerati oro colato, cosa sono? Un altro parere ancora? Sì. Voglio dire, quindi per carità, chi ha orecchie per intendere intenda. L'unica cosa che a me dispiace è che si sia cercato di creare un mostro, che sarei io, a cui dare tutte le responsabilità. Però io appartengo, ormai ho un'età in cui ho registrato tutto, io ho tutte le dichiarazioni, gli articoli, quindi quello che uno oggi ha detto, uno che ha detto 3 mesi fa è stato sconfessato dallo stesso signore a 2 mesi di distanza, quindi allora mi chiede la domanda sempre, sorge spontanea, ma come? 2 mesi fa andava bene, adesso non va più bene? Ma Presidente, qui vale il principio che cambiare idea è dei saggi. Sì, ma provincia di saggi. Cambiare idea, di saggi. Comunque, ma il diritto è incontrovertibile da questo. È vero che ci posso dare 10.000 letture, magari però, abbiamo individuato il diritto a caso. Però, insomma, la cosa che mi è dispiaciuto è proprio, ma ripeto, come ho detto anche, io sono come i replicanti di Blade Runner, ho visto cose che voi umani neanche vi immaginate, quindi non mi fa specie. Quindi... Presidente, complimenti per la sua per le citazioni cinematografiche, per la sua azione. Ci vediamo domani, arrivederci.